Sopralluogo a sorpresa nel campo Sinti di Favaro Veneto, accompagnati dai dirigenti del comune e dalla polizia locale, il vice sindaco Luciana Colle e gli assessori De Martin, Boraso ed Este hanno visitato il campo di via Gran Turco e questa è la situazione che hanno trovato. Un degrado generalizzato di tutta l'area. La chiusura di 14 moduli su 38 e questo testimonia che il progetto è chiaramente fallito, perché quando quasi la metà dei moduli abitativi sono chiusi vuol dire che le cose non funzionano bene. Nelle 38 unità abitative presenti vivono attualmente 24 nuclei familiari, mediamente sono composti da 5 persone e in alcuni casi anche 7, con i bimbi costretti a dormire su brandine allestite la sera in cucina. Da 2 anni non vengono pagate le bollette dell'Enel per una somma totale vicina ai 30.000 euro e da 18 mesi neppure l'affitto viene saldato. Abbiamo capito che ci sono pesanti arretrati risalenti ormai quasi a un anno e mezzo fa e che c'è una situazione di assoluto coordinamento pari a zero. Quindi noi dovremo chiaramente riferire al sindaco in maniera dettagliata la situazione del villaggio Sinti di Favaro Veneto. Certo che quello che abbiamo visto è un pesante degrado dell'area. Questa dunque è la situazione in essere, ma cosa intende fare l'amministrazione comunale? Intendiamo fare un tavolo di coordinamento tra tutti i responsabili della situazione, politiche sociali, politiche abitative, patrimonio, per dare una svolta alla situazione che è veramente pesante.